Allora, praticamente i vovi grandi già era per i ricchi, i borghesi, noi altri fioi, diciamo così, può areti che abbiamo il vovetto e cioccolata, ma tanti si accontentava anche del vovo duro, pitturà a mo' de vovo de Pasqua. Chi si accontenta gode, per la serie, una volta bastava poco. Alla faccia del consumismo e delle maxi uova di cioccolato. Sandro Brandolisio, scrittore, la Pasqua se la ricorda così, in famiglia, con le tradizioni di una volta. Mentre per quanto riguarda a Fugassa e a Colomba Pasquale, non a Ghegera a Fugassa. Fugassa che veniva fatta in casa da mamma o da nonna e quello era il dolce tipicamente pasquale. Immancabile dopo la grande abbuffata di Pasqua, la gita di Pasquetta, a Venezia, a bordo della barca di famiglia o di amici. E ora, il giorno di Pasquetta, diciamo così, che già era proprio è il giorno che, tra virgolette, ti inauguravi a barca per andare fuori. Perché? Perché il giorno di Pasquetta, se c'era beo, ti cominciavi il sabato, prima di Pasqua, a nettare la barca, da cavare via il teo che poteva essere sta messo per l'inverno, ti annettavi. Dopodiché, il giorno della Pasquetta ti imbarcavi a Fameggia e ti davi a mangiare nelle isole, Sant'Erasmo, Muran, Buran, Torceo, insomma, ti te muovevi qua a barca e praticamente già era come dire, se arriva a primavera.